Buon pomeriggio signore e signori, io sono Loro Perso e bentornati in una nuova puntata su Crusader Kings 3. Prima di addentrarci nella parte di Barcellona e la vita di Goffredo, volevo farvi vedere un po' la situazione europea. Il Kanato qui è esploso completamente, qui abbiamo la West Slavia che è particolare. I bizantini stanno risalendo pian piano, diciamo, la parte europea. L'Italia è completamente divisa, come il centro dell'Europa e anche la parte della Francia. La Francia alla fine non è riuscita a imporsi, anzi la Frisia la sta veramente incalzando, ma anche il Ducato d'Armagnac sta facendo il bello e il cattivo tempo nel sud della Francia. Inoltre c'è il Piemonte di origine italiana che anch'esso presenta un blocco importante, e anche la Borgogna comunque è bella frammentata e divisa, quindi interessante come cosa. Le Asturie invece, concentrandoci un po' più sulla nostra parte, le Asturie sono i nostri diretti vicini che hanno appena perso un territorio, eccolo qua, il territorio di Fraga, e ci ha concesso quindi la capacità, abbiamo visto che insomma la regina non era nelle migliori condizioni, anche se adesso si è ripresa parecchio, devo dire, ed è estremamente fuori dalla nostra portata. Noi abbiamo 2936 uomini, lei ne ha molti di più. Inoltre noi abbiamo perso l'alleanza con i francesi perché è morta la madre solenne che ci amava particolarmente, e al suo posto c'è questo bellissimo bambino, Re Luigi III, che non sembra intenzionato ad avere delle grandi relazioni con noi. Inoltre potremmo allearci con il regno di Galizia, se questo non sarebbe male, anche in sorta di contenimento delle Asturie, però non lo so perché comunque è un bambino anche egli, 14 anni, non è in grado di regnare, non ha per niente grandi uomini a disposizione, quindi potrebbe essere magari più di impiccio che d'aiuto. La regina comunque, se vogliamo proprio fargli le scarpe, potremmo dire che non è messa benissimo perché presenta un territorio veramente minimo e due grandi, come si può dire, due grandi duchi che presentano due territori molto grandi. Infatti solo lui ha 1400 uomini e lui ne ha 4, vabbè, oddio, non tantissimi, però comunque è da tenere sotto controllo questa situazione, perché secondo me potrebbe esplodere da un momento all'altro. E invece per quanto riguarda diciamo la parte islamica, siamo un po' fregati perché loro si sono coalizzati, quindi andare a prendere un territorio come potrebbe essere questo, che mi interesserebbe moltissimo, a dir la verità, implica una guerra con una portata veramente elevata di uomini che non potremmo gestire, quindi la vedo difficile. Dobbiamo cercare di fare nuove alleanze. Il duca Amedeo del Piemonte non è molto nelle nostre corde, diciamo che non siamo particolarmente amici, però possiamo provare a diventarlo, e magari chissà a farci dare qualche alleanza, qualcosa. E anche la regina Ut della Lottaringia non mi sembra particolarmente incline nei nostri confronti, anzi. Quindi insomma scarseggiano le alleanze. Il Papa Nicolao II comunque confida nella nostra azione di contenimento, però anche lui non è che ci adori. Non è che ci adori, anzi è molto difficile anche farcelo amico, quindi figuratevi. In tutto questo abbiamo un po' una crisi del nostro Duca Rodolfo, perché Rodolfo ormai crede di essere predestinato, ma non in senso positivo del termine, ma in senso negativo. Quindi Dio ha già scelto per lui la sua via, e lo ricordiamo per esempio negli aiuti che gli sono arrivati. La prima volta ha evitato una bancarotta grazie ai fondi trovati dalla moglie, ma la seconda volta ha ereditato 150 denari più altri uomini, che è una roba incredibile. E quando invece non ha agito
per il volere di Dio, come quando si è tenuto per esempio le truppe, non le ha portate nella crociata contro i sardi, gli sono arrivate ben 2 pestilenze addosso. La prima ovviamente era una pestilenza di punizione e la seconda una pestilenza per metterlo alla prova. Lui è riuscito ovviamente a uscire da questa prova abbastanza diciamo bene, è uscito bene, ma ovviamente questa cosa gli è ritornata in testa, no? Cioè gli sta dicendo: ehi, guarda che questo è un'altra prova della quale Dio ti ha messo per dirti non devi uscire dal seminato. E quindi lui ci sta pensando da parecchio. Sono diversi anni ormai che ci pensa, da quando in particolare sono morti i figli, proprio per punizione divina. E quindi è sempre più convinto che colui che debba regnare dopo di lui è il fratello, che tra l'altro il fratello è anche ambizioso. Quindi sta diciamo un po', sta tenendo le redini, ma aspetta pazientemente. Vi ricordo che ha anche il tratto paziente. Aspetta pazientemente che il fratello arrivi al suo comando. Quindi a meno che Dio non voglia, lui non si butterà nella politica. E proprio per questo avremo un cambio totale di linea. Perché è inutile andare sulla parte dei figli, visto che non ha più figli. E ormai ha la sua età, quindi andare sul patriarcato la vedo dura. È molto più di ruolo invece che lui diventi un teologo. E diventerà un teologo perché vuole studiare i segni di Dio. Infatti, come dice, la fede e la conoscenza. Capire i messaggi divini vuol dire capire il mondo. E signori, lui è questo che fa. Quindi andiamo avanti e benvenuti con questo cambiamento drastico del pensiero del nostro Rodolfo, che ormai si è messo un po' l'anima in pace e sa che è solo un burattino nelle mani della divina provvidenza. Quindi se Dio vorrà, e infatti guardate, anche qui un'ulteriore nota positiva, un uomo che non riuscivamo a convertire, diciamo, al nostro volere, perché comunque non ci vedeva di buon occhio, adesso che abbiamo appena passato siamo riusciti. Quindi incredibile questa cosa, è veramente incredibile. Andiamo anche a migliorare le relazioni con altri all'interno del suo ducato, è comunque un 28, quindi non male. E questa passione religiosa, vediamo dove lo porterà questo anche pensiero, perché non è proprio un discorso solo di fede, è proprio un discorso che lui ci crede, cioè lui crede veramente di avere un destino già segnato, che non ha deciso e che deve assolutamente portarlo a termine. Intanto qualcuno che ha perso una guerra, la regina ha perso una guerra. Iniziamo malissimo per la regina contro la contessa, addirittura. Va bene. Per la libertà di Mako, però mi sembra ancora bello chiuso. Boh, vabbè. Comunque, questo è un po' il pensiero del nostro conte Goffredo, quindi attenzione, cos'è successo qua? Abbiamo scoperto che lui trama contro di noi. Abbiamo scoperto questa cosa e lo possiamo anche imprigionare. Attenzione. Lui trama contro di noi. Certo, perché vuole ambire al potere. Potrei imprigionarlo, ma non ci arrivo ancora. Attenzione. Potremmo modificare il contratto. In qualche modo dargli fastidio, no. Sul castellano però potremmo farlo, No, non diamoglielo. Dobbiamo stare attenti a quest'uomo. Dobbiamo stare molto attenti, che ha tentato tenterà di farci fuori, quindi molto attenti a lui. Hai proprio giocato dalla parte sbagliata, ragazzo.
lasciatelo dire. Queste sono levemente le... Ah, eccolo qua, vedete? Posso imprigionarlo, però non ci sarà... ci sarà una guerra se tento di imprigionarlo. Ed è anche nostro cugino. Perché? Perché non farlo, mi verrebbe da dire. E abbiamo ottenuto... Abbiamo ottenuto dei libri. Un castello e i suoi servi. Ma veramente? Fatemi vedere, scusate. Abbiamo ottenuto un castello e i suoi servi. Forse proprio per il discorso che abbiamo costruito un castello. Vedete, quando io seguo la mia indole, quello che Dio ha fatto per me, ottengo dei bonus, ragazzi. Io ho regalato, sostanzialmente nella puntata precedente, andatevela a vedere, 150 denari per fare un castello a un altro duca, per proteggere Barcellona. E il gioco mi ha regalato un libro per la costruzione di castelli, e mi aumenta anche il marziale. Cioè, capite, ragazzi, che... Perché il nostro uomo si crede predestinato. Se io metto il foxtail... Ah, me la toglie da qua. Cioè, capite? È difficile non credere a questa cosa. Mi costerebbe 25 ripararlo. Il dente da latte della nostra Nuna. Sì, ripariamolo. E qui invece abbiamo il cofanetto di Davide. Ripariamo anch'esso. Questa in realtà la potremmo anche buttare, però vabbè, magari la regaliamo a qualcuno, adesso vediamo. Comunque, capite qual è il discorso? È incredibile, la sua vita è... Ora sta iniziando a vedere, non aveva mai visto, e adesso sta iniziando a vedere. E abbiamo anche un 5.5 di income che sale. Intanto comunque aumentiamo un po' la velocità in cui passano i giorni. Lui sta cercando di capire cosa fare con quest'uomo, perché sapete che comunque lui è un gregario generoso e paziente, però non è certo un forgiving, è uno che dimentica. E attaccarlo significherebbe prendere i suoi territori. Non che ne abbia bisogno, assolutamente, però sarebbe qualcosa di interessante. Intanto è nato un figlio a lui. Vediamo un attimo se posso fregarlo in qualche modo. No, non influenziamolo in questo modo qui. Lui sicuramente, il conte Goffrey di Carcassonne, va in qualche modo va contenuto. Dobbiamo capire come. Potrebbe anche allearsi con i francesi, ragazzi, con i francesi, cioè comunque con la parte francese del Piemonte, e anche tradire Barcellona, perché comunque ricordiamo che la cultura sua è quella della Francia. Dobbiamo stare attenti. Adesso finiamo lo schema contro di lui, e poi quando è finito ci spostiamo, andiamo a mire un po' più elevate. Quindi andiamo avanti, vediamo un attimo. Fra pochissimo avremo il risultato. Ok, perfetto. È aumentato l'opinione di me, perfetto. Ok, più 48, ottimo. E adesso vediamo un attimo invece di concentrarci un po' più sul il voler essere amico di quest'altro, o di lui sono già amico, quindi di lui allora a questo punto.
E andiamo a fare uno schema per diventare amici, oppure uno sway prima. Facciamo uno sway. Sì. Abbandoniamo e andiamo verso di lui. Iniziamo una corrispondenza di lettere. E parlerei un po' di religione, mi verrebbe da dire, visto il tema. Lui è un recluso, ubriacone, testardo. Ok, va bene. Beh, bel personaggio. Però potrebbe darci una mano anche in chiave anti Goffredo. Comunque bravo il mio lui, bravo lui. Vabbè, lui mi ha reso praticamente il favore, fondamentalmente. Mi ha dato, io gli ho dato un castello e lui mi ha salvato la vita, mettiamola così. Vedete ragazzi, è tutto collegato. E chissà dove ci porterà questa predestinazione. Vedremo. Intanto stiamo recuperando parecchio denaro. Molto buono per noi. Il castello sta andando avanti con le sue tempistiche. Ci vorranno ancora 2 anni per far sì che accada. Insomma, ecco, attenzione, attenzione. Qui succede qualcosa. Ora vediamo un attimo. Credo che ci sia in guerra. Le Asturie contro wow, contro questi qui. E cos'è che vuole lei, la regina sconsacrata? Vuole... Ah no, sono loro gli attaccanti. Ah, loro attaccano. Ah, c'è anche una guerra interna. C'è anche una guerra interna. Allora, quindi la situazione è la seguente qua. Loro, cioè la loro coalizione, praticamente è attaccata dal Musarihad, questo qui. E le Asturie invece sono sotto attacco dalla coalizione. Eccola qua. Per la contesa di questo territorio. Ok. Da parte sua. Noi potremmo intervenire sia con le Asturie. No, potremmo intervenire con le Asturie. Oppure potremmo attaccare le Asturie di nascosto. Questo però significherebbe far aumentare la parte islamica e non va bene. Allora, noi interverremo. Sì. E interverremo in difesa della... della regina. Anche se scomunicata. Ah, non posso proprio intervenire. Benissimo. Ok, allora vediamo questa guerra in atto a questo punto e decideremo cosa fare, perché qui il tempo è veramente veloce e potrebbe essere che da un lato o dall'altro noi potremmo intervenire. Questo è sicuramente un'occasione che Dio ci manda, perché secondo me prenderci questa parte qui di costa non sarebbe affatto male. Però adesso vediamo. Intanto è arrivato un nuovo medico di corte. Sì. Islamico, non male. Fiducioso, incestuoso però. Personaggione. Però islamico. No. Vattene. E ti rimani in prigione. Posso fare qualcosa su di lui? No. Lasciamolo lì. Allora, lui è sotto attacco. Il duca non è swainato, mettiamola così. Non è ammaliato da noi. Noi potremmo attaccare e andare contro 2 persone. Cioè altri 2. Che però sono in guerra già con le Asturie. Potrebbe essere un'occasione più unica che rara, ragazzi. Ho visto strano o a livello di armate ci siamo? È un segno di Dio? È il segno di Dio questo? Questo se lo domanda Goffredo prima di fare casini su casini. Potrebbe essere un'occasione buona, ragazzi, per attaccare la Taifa. Sono in guerra tra di loro e sono anche in guerra con le Asturie. Potrebbe essere una buona occasione.
Questo, mamma mia, questo è potentissimo. Ma se io lo attaccassi, scusate, chi entrerebbe in guerra? Ok, lui no. Però potrebbero entrare in guerra loro, che hanno 2000 uomini, 2009, più lui, ne ha 1009. Allora ragazzi, è il momento buono secondo me. Dobbiamo approfittare della confusione che è stata generata per attaccare. Altrimenti, questo è un segno di Dio, ragazzi. Cioè, è un segno di Dio. Noi abbiamo provato a unirci a Nuna, ma non si può. Non si può. E questo, secondo me, è un segno di Dio. Tra l'altro, lei è già arrivata al 100%. Cioè, è già arrivata al 100%, lei. Proviamoci. Proviamoci e proviamo a ingrandire il regno di Barcellona. Questo è un segno di Dio, perché noi stavamo aspettando chiaramente qualcosa che smuovesse la situazione, e questo è quello che Dio ci ha dato. Quindi va assolutamente fatto. È un segno di Dio. Con la nuova versione di Goffredo, più forse interventista, quando accadono queste cose religiose entriamo in guerra. Non lo so ragazzi, è una guerra potenzialmente fatale anche per noi. Quindi alziamo tutti gli stendardi, riuniamoci. Perfetto. Loro vanno in mare, noi passiamo per la terra. Per ora. Ok. Posso chiamare un alleato? Assolutamente lo chiamiamo. Assolutamente, chiamiamolo con noi. Perfetto. Voi quante armate ha, scusate? 934 non sono certo poche. Ok, ci troviamo a combattere ancora una volta a Castiglia. Qui la guerra è già terminata contro la regina? Sì, contro la regina è già terminata. Ha vinto subito la regina. E adesso la regina sta attaccando, signori. Signori, ma che gameplay. Ok, partita la rabbia contro gli iberici, non so. Vediamo se riusciamo a intercettarli. Montagne, no. Non intercettiamo nelle montagne. Ah, ok, ce l'abbiamo fatta qua, ragazzi, perfetto. E qui li mandiamo direttamente al creatore. Perfetto. Perfetto. Prima guerra vinta, perfetto. Voglio vedere una cosa però. Chi? Il Bretone. Il Bretone, comandante. Beh, sì, direi che lui è un ottimo comandante. Ci rinfociliamo un attimo. Attendiamo 2 secondi dopo la battaglia. Ho preso uno stress, come mai? Perché la mia amica è morta. Mamma mia, ragazzi, Borgogna ancora? Ma cosa è successo a Borgogna, ragazzi? Porca miseria, ma i sovrani non stanno più di 5 minuti sul trono. Purtroppo ho preso un livello di stress. La morte mi tormenta alquanto. Vediamo cosa posso fare. Parliamo al confidente. Sì. Ok, perfetto. Mi confido con mia moglie. Perfetto. E perdo un po' di stress, perfetto. Almeno quello. Ok, stiamo recuperando un po' le armate. Perfetto. Un po' di uomini. Ok, arriva un altro esercito. Vediamo se riusciamo a prenderlo questo esercito. Attenzione, attenzione perché... Attenzione, mi sa che prenderà lui la regione. Porca miseriaccia, non ci voleva. Allora, prendiamo questo territorio su in alto, vediamo un attimo. Spero che non vogliano prendere come obiettivo questa regione qua. Perché sennò sono bello fregato.
Ok, ma si scontrano con noi? Ah sì? Ah sì, ragazzi. Porca miseria. Non so se ce la facciamo a vincerla, perché è molto... È vero che sono in montagna, però. Adesso sono aumentati considerevolmente i loro uomini. Difficile. 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 Ah, siamo stati sconfitti. Ma non capisco questi se sono... No, non sono con noi. Ok, Taif. Questi chi sono esattamente questi? Fatemi vedere, scusate. Ma non dovrebbero essere contro di noi loro. A meno che non abbiano chiamato una guerra di religione, ma non è questo il caso. Vabbè. Cerchiamo di recuperare. Cerchiamo di recuperare. Tra l'altro mi sembra che stiano andando nella direzione sua, mi sembra. Ok, sono tornati indietro. Ok. Cerchiamo di recuperare un po' di uomini. Intanto il Piemonte è stato swainato, diciamo, in una roba abbastanza buona. Ok, perché sto già facendo lo schema contro di lui. Fermiamoci, abbandoniamolo. Ok. E adesso diventiamo amici. Qui hanno preso ancora batoste. Devo capire chi sta bastonando chi. Se non ne hanno prese ancora loro. Infatti mi dà il 6% vincente. Adesso cerchiamo di recuperare un po' di uomini. Bel casino. Enemy war join. 3 alleati. Cacchio c'entra questo? Ah, ragazzi. La veggo buia. Cerchiamo di recuperare le nostre forze più velocemente possibile. No, mi invita il re Luigi III all'incoronazione. Non posso non andare. È un bel casino adesso, ragazzi. Tra l'altro ancora peggio, perché c'è questo John Jarau, mio rivale. Dice che il mio tentativo di prendere la sua fiducia è dovuto al fatto che io voglia arretirlo. Oppure posso intervenire in nome del mio buon nome e direi che la vinco alla grande, oppure ignorarlo. Però il problema è che mi darà 20 di stress. Va bene, lo facciamo comunque. Qui devo anche andare all'incoronazione del re per forza. Non posso non andarci. Purtroppo. Purtroppo non posso non andarci. Allora, il nostro caravan non ce l'abbiamo più. Ok, perfetto. Una cortigiana. Una donna, no. Facciamo mercenari. No, ragazzi, è un casino. Facciamo montanier. E potremmo partire da questo lato e far su così. Si direi che è la cosa migliore. Quindi customizziamo la rotta. 1 hour later. Ok, ce l'ho fatta, ho sistemato la strada. Eccola qui, la strada che faremo è esattamente questa. Meno pericoli e dovremmo riuscire ad arrivare senza problemi spendendo solo 4 monete. Quindi direi che è la migliore strada che possiamo fare. Partiamo per l'incoronazione del re, anche se l'ultima volta che sono partito non è andata proprio benissimo, però va bene. E lasciamo la guerra nelle mani di nostro fratello, così avremo anche la scusa per fargli dirigere un po' la guerra.
Ok, spostiamo adesso le armate. Va bene, cerchiamo di intercettare il nemico. Nemico che viene solo contro di noi, a quanto pare, Ok. Intercettiamolo se riusciamo. Qui c'è uno scontro tra di loro. Abbiamo un nuovo opponente. Quindi qui abbiamo un nuovo avversario, perché probabilmente lui ha vinto. Ok, ha vinto. E quindi adesso il nemico non è più la Taifa, ma sarebbe questo territorio qui, con questo re qua. Quindi ci dicono che possiamo anche... Wow, 6000, possiamo anche evitare di attaccare. Quindi possiamo concludere oppure confermare l'attacco. Ci sembra bello grosso lui, No, concludiamo qui l'attacco. Guerra invalidata. Anche perché rischiavamo tanto, ragazzi. Ho sfruttato le guerre intestine, ma non è questo il disegno di Dio, chiaramente. E quindi forse l'attaccare le Asturie potrebbe essere il disegno di Dio. Non lo so. Vedremo. Intanto qui c'è un piccolo... c'è un piccolo contrattempo, ma io no, voglio andare avanti anche perché ho il 99% di reclutare questo personaggio. Che non è per niente male, Bertrand. E voilà, si unisce a noi. Allora Bertrand, tu potresti diventare la mia guardia del corpo, Bertrand. Vediamo, eccolo qua. Eccellente guardia del corpo. Assolutamente, prendiamolo. Perfetto, Bertrand sei diventato il numero 1 come guardia del corpo. Perfetto. Allora, niente, terminiamo questa guerra. Mandiamo a casa 2300 soldati. Cavoli, ci ha preso proprio il territorio che ci serviva a noi. Ci ha preso proprio il territorio che serviva a noi. Io potrei prendere anche questo territorio, ma... ma è molto lontano da noi. Potrei prendere questo addirittura. Questo non ci voleva. È in guerra con tutti lui, Quindi è in guerra con tutti, però... Però è in guerra contro piccoli. Ho paura che diventi un problema alla grande. Comunque, bravissima. Motivato i lavoratori. Ok, perfetto. Qui ci dice praticamente niente. Ci danno... Ci dice... Ci fa il resoconto di quello che è successo, fondamentalmente. Togliamoli tutti. È un bel problema, ragazzi. È un bel problema. È un bel problema. Perché Barcellona è bloccata, diciamo così. Guarda qui, un'altra ribellione. Barcellona è un po' bloccata tra il Regno delle Asturie, ma soprattutto la parte araba, che inizia a essere veramente incisiva. Potremmo attaccare appunto lui. Ma mi servirebbe un casus belli. Mi servirebbe un casus belli. Potremmo prenderci questa parte qua. E quello che volevo fare io era prendere la costa, però cavoli. Così facendo è un bel problema. Eccolo qui. Intanto siamo arrivati all'incoronazione. Perfetto. Il re è già arrivato. Non siamo arrivati prima, quindi possiamo andare avanti. Perfetto. E non ho scelto cosa fare. Però va bene. Ormai è la terza incoronazione a cui assistiamo, se non quarta. Possiamo ottenere un Caravan Master. Un Caravan Master, diligente, generoso, compassionevole. Una bella stewardship. Ed è anche cattolico. Perché no? Si unisce come Caravan Master, si unisce come cortigiano, oppure posso prendere 100% di... Prendiamolo come Caravan Master.
Ok, continuiamo i convenevoli con la contessa. E posso... Ok, posso scegliere a chi stare vicino, se avere legittimità. Ovviamente tutto in presenza di Dio, ovviamente. Ovviamente vado a pregare, posso pregare per la Francia, posso pregare per San Giorgio, per Gesù, che ci abbassa lo stress del 20%, qualora ci fosse dello stress da prendere, oppure per la salute. No, la salute no. Facciamo Gesù. Qui c'è qualcosa di negativo. A quanto pare lei vuole stare davanti a me nella conduzione della cerimonia. Quindi posso dire a lei di andare avanti. La gioviale. Non mi sembra tanto gioviale comunque. Ah, vecchia di merda. Vabbè. Oppure prendermi leggermente un po' di stress. No, devo essere paziente, quindi lo lascio andare avanti. Peccato, intanto iniziamo ad avere una certa età, 46 anni, inizio ad avere una certa età. Allora, vediamo cosa posso fare. Posso essere molto amichevole nei confronti del re, però mi faccio nemico i suoi nemici praticamente, il senso è questo. Oppure posso dargli la coda. Come regalo, diamogli la coda come regalo. Abbiamo ceduto un nostro cimelio, ma avevo detto prima che ne avrei voluto cedere, quindi do la coda. Sono fortunato ad essere qui. Attenzione, ho una legacy da intraprendere. La legittimità era sicuramente qualcosa che mi interessava particolarmente. Figli dei nostri padri. Sì. Proseguiamo il percorso della dinastia. Bene. Abbiamo la cerimonia. Il re che passa. Tutti i preparativi sono al completo. Quindi la grande cerimonia potrà essere fatta alla Basilica di Saint-Denis, tomba dei francesi, dei patroni dei santi francesi. Benissimo. È in coronazione. Comunque è molto bello questo bambino, devo dire. Benissimo. E ovviamente tutti sono dalla sua parte e ogni parte, diciamo, fa il suo. Qui anche la parte del clero fa il suo. E voilà, la corona è piazzata. Perfetto. Ci capiamo in maniera mutualistica con lui, anche se non ho capito per quale motivo. Col Duca Amedeo. Ma secondo me è il Duca Amedeo. Ah, ok, esatto, eccolo qua. Col Duca Amedeo. Ok. Abbiamo stretto relazioni. Benissimo. E siamo arrivati al banchetto. Perdiamo un po' di stress, fortunatamente. Anche qui posso solazzarmi, ma non lo voglio fare. Mi farò solo una tirata e via, che non voglio esagerare. Imparo qualche segreto. Un po' molto simile all'ultimo evento dell'incoronazione questo. E una buona serata a tutti. Perfetto, il regno è iniziato e abbiamo ottenuto tutti i vantaggi, insomma, di aver partecipato. Bene ragazzi, allora io direi che per ora terminiamo qui. La guerra è conclusa con nulla di fatto fondamentalmente. Pensavamo che l'attaccare fondamentalmente il mondo arabo fosse stato un segno di Dio, ma ci siamo sbagliati. Quindi è molto difficile interpretare i segni di Dio, però
noi siamo sulla strada giusta, sulla strada della preghiera, sulla strada dell'ascolto, e chi meglio di noi potrebbe diventare un teologo in futuro, sempre se ci arriveremo. Ma questo lo scopriremo nella prossima puntata. Signori, rimanete con me perché qui vedo un'altra guerra ancora. Un'altra guerra ancora. Ed eccola la guerra. Ed eccola. Va bene signori, vedremo tutto nel prossimo episodio. Grazie per essere rimasti con me. Ricordatevi che Dio vi guarda dall'alto e tutto è già predestinato. Non potete fare nulla se non seguire il fiume, o almeno questo è quello che pensa il nostro Goffredo. Grazie signori miei e noi ci vediamo alla prossima. Fate i bravi.